Salve, siamo alla Zise. Oggi vi volevo parlare della collina di Mondragon. Praticamente qui in alto, dopo il castello, c'è una collina. Da questa collina si può vedere tutta la città di Lazise sull'antico lago di Benacus, attuale lago di Garda. E questa storia è molto particolare perché su questa collina c'era un castello dove si riunivano le streghe e i draghi, in particolare il drago della montagna di Mondragon. Gli abitanti della zona, quando c'erano queste riunioni nel castello, si vedevano delle luci e sentivano dei rumori strani, degli ululati, e quindi si barricavano in casa. Ma la storia non è finita qui, perché questo castello poi si è dissolto, è scomparso, perché dal lato opposto del lago c'era una valle, la valle delle strie, cioè delle streghe. Queste erano ancora più malvagie, e queste streghe si dice che poi hanno lanciato dei fulmini verso il castello, che è completamente distrutto. Questo drago però è rimasta la traccia nel gonfalone della città di Lazise, perché vicino ai rombi blu della bandiera, azzurri della bandiera, c'è il drago di Mondragon.